chi vince si laurea campione del Veneto e andrà a riprendere i colori della nostra regione. Cataruzzo dell'altra, pronto, si parte. Braccio teso e la bissuola. L'importante ha detto l'importante è che vinciamo, poi chiamalo come vuoi. Andiamo a vedere allora Chong che va sul fondo, mette in mezzo una punizione, resta lì, poi il salvataggio clamoroso. Lo spazio per calciare, però ci ha ripensato Melchiori, giro palla verso il Berre che promuove con Melchiori che mette in mezzo una pallone. 2-1 con il Cornedo. Chong, il capitano, avanza Chong, la bella giocata. Però prima con il buon Mastroeni, preparatore del Chong, ottima l'uscita. Che fa girare palla. Anzi no, avanza lo scambio ora con Galeazzo si gira, Galeazzo di potenza e poi Chioggia dice di aver visto il tocco, Becchiolo scarica l'incrocio, ravvisato quindi intanto Beraldo regala il primo Becchiolo che lo serve per Topan che mette in mezzo la sfera, la deviazione di Beraldo è stato premiato l'Under 15, il tiro intanto con il gol perché c'è la deviazione di Manente. Una deviazione di Manente, viene munito tanto Alberto Rodriguez, dunque Bisciolo va in vantaggio, ho chiesto qualche istante, rivediamo nel replay se c'è la deviazione, espulso intanto Rodriguez, c'è stata una leggera deviazione probabilmente il Rozzato il tecnico attenzione però Scarabello, il tiro, bordata alta, per lontano il pallone di evitare problemi, Arriette intanto scarica sulle coppe di Ballerini, il tiro, il gol, il doppio di Sammy Topan, il numero 9 del Bissuola, si è trovato lì con la sorpresa dentro l'uovo di Pasqua, lo ha scartato e ha scaricato un pallone che vale il 2-0. Ora è Chong a toccare il pallone sulla sinistra. Chong va a puntare a Melchiori, poi scarica il sinistro, il palo, il pallone che poi resta lì ancora da Re. Sapete andare via Manente che però lo chiude, Chong recupera il pallone, Chong, Topan, abbastanza grave per un Topan che comunque siamo già un gol. Galeazzo, sul secondo palo c'è Pesce, Galeazzo in mezzo il pallone strozzato. È un movimento di compagni dietro per Pesce che non trova il tiro, scarica per Melchiori che cerca di andare sul fondo, mette in mezzo un pallone di spinto e poi il tiro con la parata di... Pronti ad entrare intanto nell'11° minuto con il tiro, giocata però un po' sempre stardito, poi spacca il Bissuola la ripartenza con il numero 8 Becchiolo, il tiro di Arriette, Chong per Topan, lo scambio con Chong, la puntata il palo, cercare di inventare un passaggio per Chong, Galeazzo, protegge bene il pallone Galeazzo la puntata, secondo secondi con lo Scarabello, viene invitato sulla destra, Scarabello, la giocata in mezzo, il pallone che resta lì e poi Cataruzzo lo rilancia lontano, nel frattempo rientra. Palla invece per Melchiori, ben indirizzato da Go, fermato da Chong, la porta è vuota, Chong il palo, Melchiori intanto recupera ancora il pallone, salta Topan che però si riprende la sfera, qui è bravo Go. Stiamo già entrando nell'ultimo minuto, siamo nella vittoria, tanto Beraldo che può ritornare a dar fastidio in avanti con la palla per Becchiolo che mette in mezzo un pallone, non arriva il tap-in, il trofeo dell'anno 17 del Veneto, Arriette, la puntata è tocco in mezzo, Cataruzzo, vediamo se va a calciare tra i pali, non è preciso il suo tiro, vediamo il signor Zampaolo che guarda il cronometro, lo controlla, tra poco metterà il fischietto in bocca, lo fa in questo momento e può dare il là alla festa del Bissuola che dopo aver vinto il titolo Under 15 quest'anno festeggia il titolo Under 17. Fa le foto di rito con il capitano, la stretta di mano con Alessandro Chong che piano piano va dai suoi compagni l'MLM ad alzare la coppa per il titolo regionale Veneto Under 17.